non vedevo l'ora di tornare qua sicuramente. Sono stati 2 mesi abbastanza intensi, però molto difficili lontano da casa. Il mondo delle telecamere, dei grandi palchi, faccio sia per me. E la mia vittoria personale è stata proprio capire che tutto quello faceva per me. Questo è stato molto bello perché poi a 16 anni cantare sul palco del Forum è qualcosa di davvero assurdo, incredibile. E poi niente, cioè la soddisfazione viene anche da tutto quello che ho fatto in questo percorso, perché in 2 mesi sono cresciuta sia umanamente che artisticamente, sicuramente sotto tanti punti di vista. Poi non so, allora con Manuel c'era un bellissimo rapporto padre-figlia. Lui si è preso molta cura di me in questo percorso, soprattutto quando nell'ultimo mese e mezzo io ho avuto il peggio proprio, ho avuto di tutto e di più. Sei stata male, no? Sì, ho avuto prima la tonsillite, poi il raffreddore, poi tosse e poi virus. Benissimo. E quindi sì, è stato davvero fondamentale per questo. E poi in ogni caso c'è anche un altro lato del nostro rapporto, che è il rapporto artistico, diciamo. Noi provenendo da 2 mondi completamente diversi, cioè 2 generi musicali completamente distaccati. Io dal rap, lui dal rock, abbiamo cercato di trovare un punto comune, quindi di avvicinarci l'un l'altro. Lui è venuto un po' nel mio mondo e io sono entrata un po' nel suo. E questo è stato fondamentale perché abbiamo capito in diverse situazioni come appoggiarci a vicenda, diciamo. E poi niente, cioè abbiamo scoperto cose l'uno dell'altro molto interessanti, soprattutto artisticamente. È stato veramente bello lavorare con lui.